Allora, buongiorno, benvenuti all'anteprima del telegiornale delle 13:20. Quest'oggi il nostro ospite è Emilio Ciuc, cuoco e maestro di cucina, è corretto? Maestro di cucina, sì. Che ringrazio per Della essere... Federazione Italiana Cuochi, non inventato. Specifichiamo. Grazie per essere tornato nei nostri studi per un appuntamento che è un po' tradizionale, se vogliamo, cioè quello che ci ricorda quelle che erano le tradizioni di Pasqua per quanto riguarda appunto la cucina e soprattutto il pranzo. Diciamo subito, Emilio, che se non mi sbaglio la tradizione vera e propria della nostra città per quanto riguarda Pasqua a tavola diciamo così, si ferma, anche se magari il termine non è corretto, o comunque data agli anni 30, poi c'è stata una sorta di... la tradizione per certi aspetti progressivamente è venuta meno. Sì, in effetti io porto avanti quelle che sono le tradizioni, non soltanto per la Pasqua, ma quelle che erano le tradizioni nel contesto generale della cucina italiana, e parto sempre dagli anni 30 in giù, non su. Perché l'evoluzione, l'industria, le possibilità economiche, tutte queste cose hanno cambiato quelle che erano le tradizioni, perché tutte le cose nascono povere. Sì. Noi prima del 1930, quindi in giù, si facevano le pinze, che è una cosa tipica che veniva fatta solo e esclusivamente per Pasqua. Questo è anche fondamentale, no? Sì, certo. Un tempo la pinza veniva fatta solo, era un pane dolce che veniva fatta una croce e veniva portata dal fornaio per essere cotta, perché non tutti avevano i forni in casa, e poi la domenica di Pasqua venivano portate in chiesa e benedette. E questo era soltanto per il periodo di Pasqua, venerdì, sabato e domenica, però non venivano mangiate se le pinze non erano benedette. Oggi invece le pinze tutti i giorni dell'anno, quindi non hanno quel significato che potevano avere allora. Questa è la mia considerazione, per l'amor del cielo, non è che... Dato che i bambini vedevano le pinze in casa cotte, volevano mangiare le pinze. Chiaramente non si potevano mangiare perché portavano una a benedire e poi si mangiavano il giorno di Pasqua. Allora facevano le tittole, che era quella specie di fare una treccia. Sì, una treccia, con l'uovo. E l'uovo era rosso, doveva essere, perché la titola doveva essere il chiodo di Cristo, e l'uovo, che è sinonimo di vita, era rosso perché doveva essere il sangue di Cristo. Ecco quella che era ancora la considerazione sacra della Pasqua, che ormai è andata un po' in disuso, sta cosa qua. È peccato però. La pinza simboleggia un po' la croce, no? Perché viene tagliata. La croce sì, è il pane praticamente, è il pane. E facendo la croce poi lo benedivi, e c'era questo modo di continuare la credenza, non la credenza la credenza nel senso questa è una mia battuta stupida, ma no, a me fa ridere ancora di più perché mia mamma è fissata con la credenza, ecco. Per cui mi fa ancora più allora ecco, c'era queste possibilità. Non eravamo come oggi che abbiamo tutto tutti i giorni, e quindi questa era una cosa molto importante, no? Quello che mi diceva Emilio Ciuc, che può essere interessante, è che contrariamente a quanto noi possiamo pensare, la pinza e anche la titola conseguentemente non erano considerati dolci del pranzo pasquale, ma erano considerati una specie di antipasto. Era antipasto. Infatti la mattina, quando oggi tutti vanno al ristorante, tutti mangiano pesce, c'è un po' di caos rispetto all'ora. Ma una volta le famiglie, anche durante le domeniche, ma poi in particolar modo a Pasqua e anche a Natale, si ritrovavano tutte insieme. Sì. E per Natale, quindi, a casa della nonna, diciamo così, allora trovavi la merenda, perché uno arrivava alle 10, uno alle 10 e un quarto, uno alle 10 e mezza, e la merenda era la pinza con l'uovo sodo, il prosciutto in crosta e la gelatina. Questa era la merenda pasquale. E vedete che adesso tu sai anche
che noi la gelatina non la usiamo tutto l'anno, pur potendo farla tutto l'anno, però non si usa, la gente la mangia soltanto a Pasqua. Ecco, questo è rimasto. Ho capito. Il periodo pasquale tutti, quella che chiama la gelatina la mangiano, però non è che a giugno, a luglio, a agosto dice voglio la gelatina, non si sa perché, però quella è l'unica cosa che è rimasta seria sotto questo aspetto. E poi c'è il pranzo. Il pranzo hai la carne. La carne perché il venerdì santo c'era chi faceva digiuno o chi mangiava il pesce, o il sabato mangiavano il pesce. E quindi la carne era un obbligo la domenica, la Pasqua. E si iniziava col brodo, con la stracciatella in brodo, con la pastina in brodo, i tortelli era già una cosa, i tortelli sono arrivati dopo, insomma, no? C'era questa, il brodo era praticamente sempre di gallina, nelle cucine povere facevano il brodo prima con la gallina e poi la gallina la facevano arrosta, la stessa gallina la arrostivi con le patate. Altrimenti si usava il vitello, nelle case più ricche c'era il vitello. L'agnello verso il 1920 era sparito da Trieste, adesso negli ultimi 25-30 anni è ritornato. Però c'è sempre questa diatria sull'agnello a Pasqua, sai, e le solite cose. Ecco, questo è il contesto, era il convivio praticamente di abitudine anno dopo anno delle famiglie, che ormai non c'è più questa tradizione. Sì, c'è qualche caso, però, ecco, mentre una volta era una cosa fissa. E dolci invece più tipici di Pasqua? I dolci erano il presnis, la putizia, queste cose qua, cioè appunto come dicevi tu, la pinza non è un dolce. Ecco, vedi, diventa un dolce il giorno dopo Pasqua, se ti avanza la pinza, diventa un dolce con pane, burro, marmellata e caffè latte. Una cosa meravigliosa. Sì, difatti. Questo. Io devo aver preso ancora da parte dei miei nonni la coda, diciamo così, della tradizione, perché se ci ripenso da quando ero abbastanza piccolo, certe cose me le ricordo, per dire la verità. La sera invece, la sera del giorno di Pasqua, come anche adesso credo, in genere o si finiva agli avanzi o se no addirittura si stava quasi... anche a digiuno si aveva abbondante oggettivamente opulento pranzo. C'è quello che mi manca, che io ricordo, però mi manca vedere un movimento più grosso di gente giovane che seguono gli anziani, no? Il fatto di tu nipote devi andare con la ragazza il giorno di Pasqua, puoi andare anche alle 5 del pomeriggio, no? Non alle 10 del mattino, no? E rimani a casa con i genitori o con i nonni, insomma. Ecco, questo qua è una cosa che è una mancanza. E invece la vedo nella ristorazione, quando li ho nel ristorante, anche il giorno di Pasqua, che ormai il 90% esce, se c'è un nonno, paga il conto. Non ci sono. E allora i ragazzi mangiano normalmente, no? Poi il nonno dà la bustina, appena arriva la busta se ne vanno. Un po'. Hai cose anche divertenti, insomma. Questo ne abbiamo discusso giusto un attimo prima per sottolineare anche come tutto sommato a livello di pranzo in famiglia la Pasqua è meno sentita rispetto al Natale. Discutevamo anche sul fatto che molto probabilmente il fatto che non tutti gli anni Pasqua sia nella stessa data giornata, per tutte le questioni che ben conosciamo, chissà, forse magari uno anche non, è brutto dirla, sente meno, ma c'è questa, mettiamola così, impossibilità di programmare con quella scadenza che è tipica del Natale, per esempio, e poi sono cambiati anche i tempi. No, perché il Natale è ti creano ormai un'immagine diversa, perché tu già il 1° di dicembre ti vedi tutto addobbato, lo senti già il Natale, mentre la Pasqua la vedi
ai primi in questo caso qua, a metà marzo con 4 uova messe. Sì, è vero, c'è anche questa sorta di preparazione, preparazione che è completamente diversa. Diversa, però anche a Natale una volta era diverso di quello che è il Natale di oggi. Diciamo così, l'abitudine del pranzo di Pasqua in ristorante è relativamente recente, nel senso è recente. Io sono 55 anni che faccio questo lavoro e ti posso dire che penso che i 50 anni, da 50 anni la gente esce sicuramente, perché una volta erano abituati anche delle case piccole, stavano tutti volentieri, magari si portavano le sedie, che ne so. Oggi no, vuoi far sempre bella figura. Nelle case contadine questi problemi non c'erano e non ci sono. No? In città effettivamente qualcosa di diverso c'è e quindi preferiscono andare al ristorante. Però il ristorante, ben vengano, ci mancherebbe altro come è, però non c'è quel calore che sarebbe fatto in casa. Sì, perché si è sempre tutti quanti un po' trattenuti, diciamo la verità. Trattenuti, c'è della gente, faccio la battuta, non la faccio. Invece a casa ti puoi permettere di dire quello che vuoi, scherzare ridendo. Per esempio, ne discutevamo anche prima di incominciare la diretta, no? È rimasta come posso dire, quell'atteggiamento per certi aspetti indotto che c'era ancora fino a quando io avrò compiuto, credo, 14-15 anni, che tipo, non so, venerdì e sabato santo era in qualche modo sconsigliato uscire, bisognava avere diciamo così, un'attenzione particolare al fatto, cioè si è mai notata una cosa del genere per quanto riguarda i ristoranti, oppure la gente viene venerdì, sabato? Oggi abbiamo un problema, sì, che il venerdì e il sabato c'è meno gente, ma c'è meno gente perché si preparano e quindi devono spendere per la domenica. Quindi non riesci in questo senso qua, sì, sicuramente. Ho capito. Altrimenti non credo, mentre come ti dicevo prima, una volta il venerdì la gente faceva il digiuno, o il sabato mangiava pesce, queste cose qua, oggi non so, forse uno su 1000, non su 100, uno su 1000 segue queste teorie, ecco. Sì, è vero. E poi noi ristoratori abbiamo questa bellissima giornata, sicuramente il giorno di Pasqua, perché siamo esauriti, tutti esauriti, tutto. Però durante la settimana lavori poco o niente, e la settimana dopo uguale. Questo succede anche a Natale. Perché se escono non possono uscire 3 volte, insomma le possibilità economiche sono quelle che sono. E quindi se vai a Pasqua non puoi andare il martedì o il mercoledì o il giovedì della settimana dopo. Come si chiama invece per voi ristoratori? La sera di domenica di Pasqua è qualche cosa? No. Il deserto. Perché appunto tutti quanti... Sì, no, ma questo succede anche altri giorni, anche altre domeniche. E vedi che le domeniche, perlomeno io domenica mattina lavoro, domenica sera no. Ma non il fatto di Pasqua, proprio abitualmente nell'arco dell'anno, perché la domenica sera non c'è richiesta. Perché se tu hai delle richieste, delle prenotazioni, sì, però se tu apri così e non viene nessuno, i costi ma questo enormi. Io lo noto, perché anche io esco di domenica sera, in genere, adesso non è che racconto le mie cose, ma esco la domenica sera quando ho il turno di lavoro. Quando ho il turno di lavoro della domenica, la sera mangio fuori, e devo dire la verità che con mio grande stupore, ma adesso ormai mi sono abituato, vedo che comunque la domenica sera un po' dappertutto, anche nei locali, diciamo così, più popolari, nel senso migliore del termine, come possono essere le pizzerie, c'è meno gente. Quindi è proprio un discorso che deriva dall'essere magari usciti a pranzo, o da altre abitudini che qualcuno ha. Ma tu esci perché sei fuori. Perché sono già fuori, a casa. Non uscivi. Sì, probabilmente non uscivo. Sì, no, poi è vero, i giovani escono il venerdì e il sabato sera, venerdì sera e il sabato sera, allora tu vai via a Torino a tutti quei posti, c'è così, no? Però poi il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e basta, e domenica sera. Sì, è vero. Questo... È una questione anche purtroppo anche di costi, di possibilità economiche. Ma ritornando sulla Pasqua, indubbiamente
ci sono dei costi, però si possono fare anche dei menù a prezzi un po' inferiori, insomma, no? Puoi lavorare con della carne e degli arrosti, torniamo come che si faceva una volta, il polpettone, Sì, meraviglioso, sì. aromatizzato adesso magari con 2 bruscandoli, con cose così, e quindi sono dei costi inferiori, c'è più lavoro magari nella preparazione e nella presentazione, però si possono fare, c'è la possibilità di fare diverse cose. Insomma. Poi dopo l'importante è anche poi uscire per stare con la famiglia in quel caso, certo, con gli certo. amici, eccetera. Emilio, grazie davvero per essere stato con noi, come sempre è piacevolissimo parlare di questi argomenti, insomma, perché poi si torna anche volentieri indietro e si ricorda magari di colpo di quando si era bambini, sì, di quando... Però questo dimostra che sono vecchio. Sono vecchio perché io ricordo perché ho vissuto, insomma, cioè io sono del 49, ho 77 anni, non è... io però tutto sommato anch'io ho un'età che mi consente di ricordare... Non è che i giovani oggi non possono ricordare perché non sono... Ma poi non si documentano, no? Noi dobbiamo documentarci. E questo è un problema, questo della scarsa documentazione da parte dei giovani e della scarsa voglia di andare a documentarsi, questo è un problema molto serio, molto più serio di quanto possa sembrare. Difatti io dico sempre, io rimango cuoco con 55 anni di servizio, col mio curriculum e tutte queste cose qua, e invece quando vai in un posto e le mando allo chef viene fuori il ragazzo di 18 anni. Questo... Grazie Emilio, buona giornata e tanti auguri. Buona Pasqua a tutti, grazie e buona giornata. Pubblicità, poi il telegiornale delle 13:20. Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. I fondi per il progetto della cabinovia, l'avvio dei lavori nell'area dell'ex fiera, il progetto della nuova piscina terapeutica, la cittadella dello sport addirittura d'arrivo. Il punto sui progetti a Ring ieri da parte del sindaco di Trieste Roberto Di Piazza. Hai visto? Ti ho mandato quella di Roma che stanno progettando la cabinovia? No, non l'ho vista. Dopo ti mando. Cioè anche loro. Va bene. Detto ciò adesso, tornando seri. Non è accaduto niente per cui si cambia linea con un atto in Consiglio Comunale, giusto? Non è vero. Cioè cosa è accaduto? Sono accadute delle cose. Cioè? No, non le dico. Come no? Insomma, che stiamo a fare qua, sindaco? Cioè arrivano i soldi, Salvini, cosa? Ma va? Lasciami che sto lavorando, mi sono cari concittadini, ho preso in mano io la questione. O butto via tutto o la facciamo? Se io titolassi di Piazza, Cabinovia di Piazza, 2 punti, i soldi stanno arrivando, sbaglierei? Bella giornata oggi. Vero, bella giornata oggi. Bella giornata di sole che ha portato veramente a Barcola, era uno spettacolo. Vabbè. Ok, si è votata la variazione di bilancio, mi dica qualcosa di quello, dai, lavori, hanno criticato dalla sinistra e dall'opposizione, non avete accettato niente degli emendamenti proposti da loro, dai. No, mi scusi un attimo, parlo con il mio Everest Bertoli che è il mio assessore a bilancio bancario. E naturalmente ho parlato con Vincenzo Di Maggio e naturalmente con Michele Babuder e vedremo di mettere un sacco di soldi sulle strade, perché sai che l'altra mattina ero con i miei a tappare buchi per fargli capire quello che dobbiamo fare, perché indubbiamente questi camion maledetti spostandosi dalle rive per il problema del Ponte Verde e il Ponte Bianco, la città è piena di buchi, per cui sì. 350 km di strade, 700 di marciapiedi, è lì che dobbiamo intervenire. E dopo facciamo un progetto straordinario e ci siamo confrontati anche con le varie associazioni, per cui verrà fuori una bella cosa. Davanti a Esatto, che dammi atto che è venuto benissimo, davanti alla stazione austriaca stanno investendo 34 milioni di euro, albergo, ristorante sul tetto, Cantamessa sta facendo una cosa straordinaria.
e parte. Dopo, spostando il mercato ortofrutticolo, avrai una zona della città nuova. Torniamo alla città dello sport. Devo fare di notte la guardiania, la gara per la guardiania, perché altrimenti di extra... Guarda che roba, guarda che roba. Sì. Guarda che orgoglio. Cioè, guarda, quindi ci sarà un presidio, definiamolo, di controllo. Sì. Perché di notte altrimenti gli extracomunitari che sono in Porto Vecchio mi vanno là, no? Mi spaccano tutto. Fiera, è vero che si muove qualcosa adesso finalmente? Sì, l'altro giorno mi ha chiamato l'azienda perché i mail avevano imposto dei termini 9, 12, 15, 19 per il cantiere. Invece il cantiere si apre alle 7 del mattino e si chiude la sera, insomma, no? Cari concittadini, quando butteremo giù tutta quella roba, un minimo di problemi ci saranno, però bisogna anche fare, insomma. Va bene. 2 macchinisti sono rimasti ustionati a bordo di un traghetto ormeggiato alle banchine della piattaforma logistica. Il punto sull'infortunio sul lavoro su cui sta svolgendo accertamenti la Capitaneria di Porto. Sono in mano alla Capitaneria di Porto di Trieste gli accertamenti sul doppio infortunio sul lavoro avvenuto nella sala macchine dell'Eurocargo Roma, traghetto Rorò della compagnia Grimaldi Lines, ormeggiato alle banchine ex Scalo Legnami della piattaforma logistica. 2 macchinisti filippini di età compresa fra i 30 e i 40 anni sono finiti all'ospedale di Cattinara nella giornata di ieri, venerdì 3 aprile. I marittimi sono stati investiti da un getto di vapore bollente mentre lavoravano sotto coperta. Entrambi sono rimasti ustionati dall'emissione incandescente. Più gravi le condizioni del più giovane, investito dal getto sulle gambe, su cui ha riportato ustioni giudicate di secondo grado che hanno reso necessario il trasporto all'ospedale di Cattinara. È andata meglio al giovane filippino, interessato solo da alcune ustioni meno gravi alla spalla destra. Non è ancora chiara la causa dell'infortunio, se dovuta a un errore dei lavoranti o a un guasto tecnico degli impianti. Ecco il perché, contestualmente all'intervento dei medici del 118, gli specialisti della Capitaneria sono intervenuti a bordo della nave per tutti gli accertamenti del caso, tra cui la denuncia di evento straordinario redatta dal comandante, che verranno girati all'autorità competente. La stazione di Trieste del soccorso alpino è stata attivata dal SORES tra le 18:30 e le 20 in seguito a 2 chiamate giunte al numero unico. La prima a Sgonico per una persona, un uomo di 78 anni, che era andato a raccogliere asparagi con il figlio, il quale pur cercandolo non lo trovava da un'ora e il padre era senza telefono. All'arrivo dei soccorritori era già stato ritrovato sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri. Poco dopo è scattato il secondo intervento a Padriciano per un 87enne che era andato sul sentiero numero 1 a passeggiare e a fare delle foto ed è caduto procurandosi un trauma cranico con ferita. L'uomo è rimasto sempre vigile e collaborante. 6 soccorritori, tra i quali un infermiere del soccorso alpino, lo hanno raggiunto, medicato e stabilizzato per poi portarlo con il proprio mezzo fino all'ambulanza del 118 a cui è stato consegnato nei pressi del parco Globoiner. Le operazioni si sono concluse circa alle ore 20. Proseguono le celebrazioni del Triduo Pasquale, stanotte in cattedrale dalle 22:30 la solenne veglia pasquale. Domani dalle 10:30 in diretta su Tele4 la Santa Messa. Ieri il vescovo di Trevisi ha preso parte alla Via Crucis. I nostri piedi siano abituati a fare il primo passo verso chi ci offende e il tempo sia speso, anzi dissipato, nel consolare chi è triste e solo. È uno dei passi della lettera del vescovo di Trieste, Monsignor Enrico Trevisi, in occasione della Pasqua. Come tradizione il vescovo celebrerà domani alle 10:30 la Santa Messa di Pasqua nella cattedrale di San Giusto, che Tele4 trasmetterà in diretta. In attesa della veglia pasquale che prenderà il via sempre a San Giusto stanotte alle 22:30, ieri Monsignor Trevisi ha preso parte alla Via Crucis animata dai giovani dell'Azione Cattolica Triestina. Vivere la Pasqua vincendo le tenebre delle violenze che abbruttiscono l'umanità e la ingabbiano in conflitti permanenti, che distruggono villaggi e città, che infieriscono su bambini innocenti e persone inermi. È un altro passo della lettera del Vescovo, il quale si sofferma anche sull'aggressività e la violenza dei social che avvelenano relazioni e alimentano solitudini e indifferenza. Allenatevi all'ascolto del grido dei poveri e dei sofferenti, scrive ancora il Vescovo Trevisi. Pensate alla vita e al futuro mettendovi dalla parte di chi è vulnerabile e fragile, come ha fatto Gesù il crocifisso. Vi auguro, chiude così la lettera del Vescovo, di vivere la Pasqua pronti a godere della pace che il risorto vi dona. Il vostro cuore sia aperto ad accoglierla
e non consentite che la guerra entri nei vostri desideri e nel vostro cuore. L'assessore regionale alla salute ha riflettuto con noi sulla situazione della rete ospedaliera in Friuli Venezia Giulia, la cui riorganizzazione generale, secondo Riccardo Riccardi, ancora si scontra con dannose resistenze. A margine della conferenza stampa tenutasi ieri, che ha illustrato la più recente donazione da parte della Fondazione CR Trieste a 2 strutture sanitarie e a Sugi, l'assessore Riccardi ha voluto soffermarsi su una questione strettamente collegata, ma che il responsabile della salute regionale ha inteso estendere in qualche modo all'intero sistema sanitario ospedaliero. I macchinari che Asugi ha ricevuto in dono dalla Fondazione, ha detto Riccardi, testimoniano come scienza e ricerca mettano a disposizione straordinarie opportunità per i pazienti e per le stesse strutture, consentendo di velocizzare i tempi. Ora, spiega l'assessore, sono le strutture a doversi adeguare a tutto ciò, percorrendo senza indugi la strada che l'amministrazione regionale ha aperto, ad esempio, con la riconsiderazione della rete oncologica. Questa grande resistenza che abbiamo nei modelli organizzativi sicuramente non ci aiutano e danno delle conseguenze rispetto alla capacità di risposta che oggi fortunatamente scienza e ricerca consentono di avere nei confronti del cittadino. La sensazione personale che Riccardi ha di fatto reso pubblica già in altre occasioni e che ieri è stata ribadita è che se non ci si è ancora incamminati con convinzione lungo quel sentiero, ciò dipenda da chi non vuole impegnarsi in tal senso per non rinunciare a rendite di posizione che a lungo andare potrebbero danneggiare soprattutto la salute dei cittadini del Friuli Venezia Giulia. Io mi auguro che col tempo si riescano a battere queste barriere culturali che spesso sono determinati esclusivamente da alcune rendite di posizione spicciola per difendere delle abitudini che fanno bene a chi cerca di difenderle, ma non fanno bene alla qualità della vita delle persone che possono avere delle risposte meno invasive in tempi minori, con meno disagi e soprattutto meno fatiche e meno tensioni anche da parte del sistema professionale. Siamo collegati adesso con la sala operativa della Polizia Locale, ci aspetta l'ispettore Mastracchio. Buongiorno ispettore. Sì, buongiorno, eccomi qua. Allora, buongiorno a lei e ai telespettatori. Dunque, i colleghi che stanno finendo il turno mi riferiscono che è stata una mattinata comunque con tante richieste, un incidente, solo un investimento via dell'Istria, ma nulla di grave, ma tante richieste anche per cose di certe cose di poco conto, ecco, ma comunque tante richieste, okay. I soliti passi carrai occupati, solite cose, ecco, di quando ci sono più persone che girano, diciamo, ecco, che si muovono col veicolo. Allora, attualmente non abbiamo segnalazioni di particolari intralci o incidenti, posso dire che oggi c'è l'incontro della pallacanestro con inizio alle ore 19, apertura cancelli alle 17, pallacanestro Trieste Varese, e questa sera, per quanto riguarda questa sera, tra le 21 e le 22, tempo permettendo, ci sarà a Opicina, diciamo, dalla partenza dalla chiesa di San Bartolomeo Apostolo di Opicina, lungo via degli Alpini, una processione pasquale con rientro lungo la medesima via di Prosecco sino alla chiesa. Naturalmente, insomma, attenzione chi transitasse nella zona. Solo 2 note per quanto riguarda la giornata di domani, anche qua parliamo di 2 processioni, una prevista dalle 10:45 alle 11 circa, piccolina, Piazza Vecchia, Via del Rosario, Teatro Romano, Mal Canton, Rettori e Piazza Vecchia, con il rientro in parrocchia, e ancora una per l'abitato di Santa Croce, quindi attenzione chi magari usare itinerari alternativi, dalle ore 10 una piccola processione della chiesa di Invenzione di Santa Croce, ritorno previsto per le 10:30, quindi potrebbero esserci dei rallentamenti nell'abitato di Santa Croce. Altre cose al momento non avrei da segnalare, saluterei tutto e auguro intanto la buona Pasqua per domani. Altrettanto ispettore, buona giornata, buon lavoro e tanti auguri a lei e anche ai suoi colleghi.
Ringrazio molto. Grazie. Arrivederci, grazie. Allora, a fondo della CGA di Mestre sull'Europa, che lascerebbe da soli gli Stati ad affrontare la transizione energetica in un contesto di instabilità internazionale con costi alle stelle. Tra le regioni che soffrono di più anche il Friuli Venezia Giulia. Il caro energia, che mette a rischio la stabilità e i costi di produzione con conseguente aumento dell'inflazione, va affrontato in maniera decisa e con interventi mirati a garantire un supporto ad imprese e famiglie. Lo sostiene la CGA di Mestre, che punta il dito sull'Europa, che si limita a fare il compitino. Il Friuli Venezia Giulia è storicamente una terra di grande manifattura, con tante aziende energivore, ed è francamente inaccettabile che di fronte al caro energia dalla Commissione europea arrivino solo raccomandazioni banali, grottesche, come abbassare il riscaldamento o usare meno l'auto. È ormai evidente, sostiene la CGA di Mestre, che le misure adottate dai singoli paesi dell'Unione Europea non sono efficaci, in quanto temporanee, con un impatto economico molto contenuto e soprattutto in totale assenza di coordinamento. È ormai chiaro a tutti che nessun paese dispone da solo delle risorse necessarie per reggere l'urto. Da Bruxelles ci aspettiamo decisioni politiche concrete, non ovvietà. Servono misure temporanee, a partire dalla sospensione del patto di stabilità, e interventi strutturali all'altezza della crisi, come ad esempio l'introduzione di un nuovo Next Generation EU capace di sostenere gli Stati membri in questa delicata fase di transizione energetica. È partita la raccolta di firme promossa in tutta la regione dal partito Noi Pensionati per alzare la soglia ISEE fino a 50.000 euro per ottenere l'esenzione del ticket sanitario. La nostra battaglia continua perché vogliamo aiutare le persone disabili e soprattutto le persone in difficoltà finanziaria a causa del costo della vita, perché nessuno si sta rendendo conto, però le persone che vanno a fare la spesa mi dicono devo andare con la calcolatrice perché non so che devo spendere più di 7-8 euro al giorno, non posso permettermi di spendere perché avendo la minima non riesco a vivere e non riesco a finire il mese. Raccolta firme in tutta la regione per i prossimi 4 mesi, obiettivo raggiungere le 5.000 sottoscrizioni per la proposta di legge di iniziativa popolare al fine di allargare la platea di esenzione del ticket sanitario alzando la soglia da 35.000 a 50.000 euro di ISEE. È la battaglia che sta portando avanti il Partito dei Pensionati. A Trieste il banchetto è stato allestito in largo Barriera. Ringraziato il cielo, sta andando molto bene, abbiamo avuto tante persone questa mattina e siamo qui già dalle 9 e purtroppo le persone dicono sì, non basta questo ma basta anche qualcosa d'altro perché sono persone anche molto invalide che hanno delle pensioni di 380 euro al mese o 580, effettivamente col costo della vita non se la fanno andare avanti, tutto aiuta. Ma questo è solo un primo passo, un altro obiettivo è ottenere un aumento dei bonus che la regione stanzia già. Però vorrei chiedere anche per le persone invalide che adesso mettono quel bonus di 350 euro all'anno, che sono 94 centesimi al giorno, persone si fanno anche un caffè, di poterlo usufruire perché avendo una riserva di 45 milioni che ha la regione, penso che possono intervenire anche su questo argomento. È tutto per questa edizione del telegiornale, ci vediamo alle 19:30, buon pomeriggio e a più tardi.